sopra Sì. a quello che ha appena detto Francesco Calzavara. Sì, beh, non rispondo in realtà perché, come dire, io faccio parte, ho l'onore di rappresentare un'associazione ambientalista strutturata, insomma, non un comitato locale né Certo, un comitato del no. certo. Però, come dire, ci sono alcuni comitati sui territori che sono fondamentali, che dicono dei no, che fanno del bene. Visto che siamo a Padova, insomma, mi viene in mente ad esempio l'idrovia, insomma, il comitato no all'elettrodotto, che penso sia caro anche alla Regione Veneto, che sull'idrovia, altra grande incompiuta, altra grande progettazione ancora datata ancora precedentemente al servizio all'SMFR, lì insomma, come dire, il comitatismo ha animato sia la richiesta di rimettere in campo l'idrovia al suo utilizzo, insomma, quindi allo scopo trasportistico o comunque a uno scopo di navigabilità, oltre che di scolmatore, Certo, quindi anche di difesa e di non idraulica, avere certo. una linea elettrodotto aereo, insomma, che possa invece cambiare quello che oggi, grazie all'abbandono, diciamo, delle prospettive, è diventato un corridoio ecologico, un polmone verde per quei territori, per quei comuni che stanno nell'asse dell'idrovia, e quindi anche lì il tempo ha modificato quella che era l'ipotesi iniziale di quell'asse. Però, insomma, ripeto, ci sono sicuramente dei no che fanno bene. Io non credo che per il trasporto ferroviario si possa pensare di trovarsi di fronte a tanti no. Penso ad esempio a quello che è accaduto pochi anni fa con la progettazione della TAV da Mestre a Trieste, insomma, i no sono stati perché la proposta era di un percorso alternativo che consumava suolo, quindi ulteriormente anche con la ferrovia, e non in affiancamento invece ai binari, come si è fatto come si deve fare, come si deve cercare di fare per tutta la sua percorrenza, insomma, che è possibile quadruplicare i binari. Ecco, invece se servirà, per quanto insomma, riguarda diciamo, l'accesso al litorale, visto che prima appunto Calzavara l'accesso parlava al litorale è un nodo delicato. Adesso, insomma, ipotizzare una linea ferroviaria oggi, e con anche quello che sta succedendo nei modelli di mobilità, insomma, bisogna farlo con un po' più di cautela. Insomma, certamente c'è bisogno di un incentivo a una mobilità differente, ciò non significa che non possa derivare anche da un altro tipo di investimento, che può essere quello delle corsie preferenziali, di bus a metano, piuttosto che nel futuro, chi lo sa, elettrici o chissà quali altri mezzi di spostamento. Ci sono altre modalità che vanno suggerite e incentivate. La ciclabilità, ad esempio, c'è un grande aumento, se parliamo di turismo, del turismo ciclabile, ma anche di voglia di bicicletta in generale. Servono infrastrutture anche per quello, che siano sicure, protette e garantiscano di raggiungere le mete. Penso a tutti i sistemi di mobilità, dal carpooling al car sharing, ad altre modalità che vanno in qualche modo incentivate e posizionate nel territorio. Ad oggi abbiamo solo qualche servizio di bike sharing nei principali capoluoghi, che non funzionano sempre molto bene, abbiamo poco car sharing e sicuramente non ne abbiamo a diffusione extracomunale, insomma, che invece potrebbe essere un investimento interessante. Ecco, ci sono una serie di ragionamenti e di strumenti che bisogna utilizzare per mettere in campo una risposta diversa, insomma, a quello che è un problema. Se il problema è il traffico, io insomma ho studiato architettura, molti urbanisti dicono: dove fa una strada il traffico si crea, insomma, quindi forse non è la soluzione a Jesolo fare una strada parallela che andrebbe a riempirsi probabilmente comunque, e porterebbe via quel poco traffico, insomma, che non fa la differenza, anche perché magari porterebbe nuove utenze che sentono appetibile la destinazione. È evidente che, insomma, ecco, la risposta non è l'infrastruttura stradale, secondo noi in questo momento, è magari adeguamento dell'esistente, magari sistemazione dell'esistente, ma non nuova opera infrastrutturale. Insomma, ecco, spesso i no che nascono nel territorio nascono perché sono opere che vanno a fare magari danneggiamenti ambientali o paesaggistici, o magari comunque a interrompere quella che è una consuetudine nei territori di vivere il territorio. Questo aspetto del territorio penso sia fondamentale anche rispetto al coordinamento che citava prima. Serve coordinamento. Il coordinamento lo deve fare la Regione, lo deve fare con i comuni, con i territori protagonisti. Noi sempre in questo ultimo rapporto malaria citiamo l'esperienza di Padova, che ha deciso di mettere 350.000 euro il comune di Padova del proprio bilancio per il trasporto pubblico locale, parliamo di autobus in questo caso, e quindi di garantire 150.000
10.000 km percorsi in più ai bus, un miglioramento e efficientamento della rete, quindi un investimento che dà un segnale. Ecco, se noi diciamo speriamo sia contagioso, speriamo che anche gli altri di propria iniziativa comuni prendano il bilancio e facciano qualcosa, se la Regione li coordinasse, ecco, per noi sarebbe l'ideale. Sì, ma io non vedo progetti, cioè da quello che è stato detto fino adesso, restiamo come prima, speriamo che me la cavo. Dunque, diciamo che progetti ne abbiamo a sufficienza. Però non è adesso... Io vorrei che i nostri telespettatori si agevolassero di questa trasmissione per avere un po' di idee, che non sia soltanto sì, mettiamo un binario vicino all'altro, eccetera. Possiamo considerare questa regione da un altro punto di vista, cioè lo sviluppo, perché se noi abbiamo 10.000 capannoni fermi dipende anche dalla viabilità e dai collegamenti, o sbaglio? Perché se no la gente, questi capannoni sono vuoti, perché sono andati a finire in Romania, sono andati a finire in Bulgaria, sono andati a finire in Cina, sono andati a finire da qualsiasi altra parte. Alcuni per questo motivo hanno anche chiuso perché non hanno più possibilità. Che la carenza infrastrutturale del Veneto ci sia. Parlo di lo comprenderemo fra un paio d'anni quando sarà pronta la pedemontana. Sì, cosa una strada, cosa un'infrastruttura può generare dal punto di vista economico nel PIL e nel benessere delle persone. Cosa ha generato il passante di Mestre. Ecco, sì, esatto. Ci dimentichiamo tutti cos'era. Poi finisce il passante di Mestre finisce nella strettoia della Mestre-Trieste e quella va allargata ma rapidamente. Ma attenzione, se non proponiamo qualche cosa e non riusciamo a creare l'infrastruttura, il Veneto si autoasfisia, cioè è finito, non ha possibilità di sviluppo, nonostante la capacità attrattiva che abbiamo, e non dipende da noi, dipende dai nostri nonni, bisnonni, bisavoli, che hanno saputo costruire delle città e dei monumenti che la gente viene dall'altra parte del pianeta a vedere questa roba qua. Ma io adesso vorrei spezzare una lancia contro gli ecologisti, ma vi pensate che hanno costruito Venezia dove c'erano le anatre, hanno costruito questa città e hanno distrutto l'ambiente? Cioè, ogni volta si pensa se io metto un mattone loro distruggo qualcosa. Bisogna anche pensare che bisogna fare un salto in avanti, è un salto in avanti che non distrugga il passato, ma che vada ad agevolare una infrastruttura regionale che è necessaria. Venezia aeroporto, perché non c'è? Ma non costerà sicuramente miliardi fare una linea ferroviaria che va dalla stazione di Venezia fino all'aeroporto Marco Polo. Ma scusate, perché la gente deve prendere un taxi, un bus e con le valigie di qua e tutto il resto di là. Ma c'è qualcuno che sta pensando a questa cosa? Quello che è stato detto prima, il Verona aeroporto, il Treviso, Venezia, l'aeroporto di Treviso. Ma subito, perché questo sicuramente è utilizzabile e anche si paga. Beh, a mio avviso si paga. Si può pagare tranquillamente, perché ci sarà sicuramente un traffico e agevoleremo quello che è invece il movimento del turismo. È il primo passetto, ma poi colleghiamo le altre città del Veneto, quelle che meritano, quelle che storicamente possono essere presentate a un turismo che non conosce. Uno viene dalla Cina perché c'è Piazza San Marco, poi tutto quello che sta attorno, quello che sta dentro Venezia, non lo sa. Vanno in Piazza San Marco dietro a un ombrellino del conduttore e poi tornano a casa e hanno detto sono stato a Venezia, non ho visto praticamente nulla. Ecco, questo, ma un piano, ma diciamo senza polemica, coordinato e stimolato al fine di sviluppare l'economia veneta che diventerebbe la prima regione d'Europa, che è già in parte la prima regione d'Europa. E con quella pedemontana riapriamo le vie verso il nord che Venezia aveva tranquillamente aperto a suo tempo e con cui faceva grandi affari. Casa per restare, però adesso provo a dire due cose che aiutano. Allora, una è che siamo di fronte a un fallimento, punto. La De Berti con coraggio ha preso atto della situazione e ha detto: mi sono fatta finanziare con 300.000 euro la preparazione dello studio propedeutico a costruire un nuovo piano regionale di trasporti. Dico con coraggio, fermo restando ovviamente che siamo in presenza di un fallimento di una classe politica che aveva
puntato 25-30 anni fa sull'operazione e che l'operazione non riesce. Nel frattempo però le cose non sono tutte state ferme. Allora, c'è un elemento che si chiama ovviamente il quadruplicamento della rete ferroviaria. Noi tra un po' è completato Brescia, quindi Milano-Brescia funziona, tifiamo perché sia possibile che con lo sblocco del CIPE dei 2 miliardi rotti si arrivi in tempi ragionevoli. Per tempi ragionevoli dico 2025, così ci capiamo anche, insomma, si arrivi con l'alta capacità, l'alta velocità ferroviaria. Tutti qui parlano di alta velocità, a noi da ferrovieri interessa più il ragionamento dell'alta capacità, perché vuol dire usare nuove tecnologie, avere elementi di maggiore sicurezza, insomma avere un contesto dal punto di vista dell'attrezzatura a terra che aiuta la marcia treno e che avviene in condizioni sicure. Quindi diciamo che a Verona, se tutto va bene, se il nuovo governo, visto che ci sarà una forza politica che aveva lottato contro quell'ipotesi, non si mette per traverso, arriviamo. Dopodiché bisognerebbe velocemente arrivare a Padova. Nel momento in cui si completa, e quindi dico 2030, così dico anche un anno, quindi in un anno riusciamo ad arrivare, diciamo, in Milano-Venezia in modo degno. L'hub bisogna scegliere che è Mestre, perché anche qua i veneziani vorrebbero avere 35 hub, non è possibile, quindi Marchi se la mette via, così faccio i nomi, facciamo l'hub a Mestre e in qualche modo diventa una dorsale che mi può liberare, perché siamo in condizione di portare un qualcosa come più di 300 treni DE passeggeri e altrettanto delle merci. Bisogna avere il coraggio di cominciare a dire che una parte di merce la carichiamo sui treni e quindi creiamo una condizione in cui le autostrade non dappertutto ci serve la quarta corsia, la quinta corsia, perché una parte di quelle merci, poco, soprattutto in questi tempi dove c'è stata la ripresa del traffico autostradale. L'altro nodo delicato che è stato solo abbozzato, lo dico così, noi abbiamo bisogno di risolvere i nodi urbani, che è una delle cose che ne parliamo poco. Nodi urbani vuol dire questo, vuol dire fare un patto con il cittadino, un patto di lealtà del sistema pubblico che dice: non permetto che tutte le auto entrano nei centri città, perché non ho il sedime adeguato, non posso pensare di avere migliaia di auto. Allora, facciamo lo scambio, tu mi lasci l'auto al parcheggio scambiatore, possibilmente nei comuni di prima fascia, nemmeno dentro le città. Ovviamente per città cito le 4 grandi del Veneto, perché adesso questo ragionamento forse interessa meno Belluno e Rovigo, ma sicuramente è un discorso interessante per Verona, per Padova, per Vicenza e per Mestre. E però il patto che faccio è che ti do un parcheggio sicuro, dove la donna non ha paura alla sera al mattino di andarsi a riprendere l'auto, perché è un posto sicuro. E c'hai lì, con un tempo d'attesa di 5 minuti, perché questo è il limite, con una pensilina che possibilmente se piove non stai fuori, e c'hai un bus o un tram o un filobus, insomma hai un mezzo collettivo di marcia che marcia in corsia riservata e protetta, che è più veloce dell'auto privata, perché quello che vuole andare in centro a Padova, in centro a Verona con l'auto privata, che ci arrivi e facciamogli pagare caro il parcheggio, così almeno quei soldi lì servono a pagare il trasporto pubblico locale di tutti, e creiamo questa condizione. Questi elementi in Veneto qualcosa si sta muovendo. Vicenza ha progettato una linea nuova di filobus dopo che abbiamo fatto la battaglia e vinta perché la stazione resti in via Roma. Padova dovrebbe estendere la linea del SIR 1 al SIR 2 e SIR 3, e adesso fortunatamente c'è un dibattito anche dei comuni intorno che dicono che vogliono il tram. Ovviamente il tram con tutti i limiti che ha quello di Padova come quello di Mestre, certo. Ma il limite principale è la corsa promiscua. Ormai noi l'abbiamo capito bene in questi 10-15 anni di esperienza a Padova, cioè il tram ha meno guai se corre su una corsia riservata e protetta. Se corre con le auto in mezzo, c'è quello che molla l'auto dove sei binari, c'è quello che si scontra col tram, insomma ci sono tutte quelle disgrazie, certo, legate alla cosiddetta mobilità, e sono gli elementi centrali di questa politica, che allora diventa anche anche un maggiore apporto, perché guardate c'è anche un elemento, ma anche una fusione della viabilità cittadina con la ferrovia.
Sì, ma ti faccio un esempio, se io abito a Belluno e devo andare a Roma e devo venire in un posto dove posso prendere una delle frecce, argento, rossa, quella che è, bisogna che ha un senso se ho un treno al mattino presto che da Belluno mi porta a Padova, mi porta insomma in un posto a Venezia, dove poi posso prendere la freccia e proseguire il mio viaggio. Idem quando torno, perché noi bisogna che riduciamo le rotture di carico e quelle che facciamo non costino molto al cittadino, perché se no il cittadino usa l'auto privata, non c'è niente da fare, quello che lo se lo può permettere. Gli altri che non se lo possono permettere sono ogni giorno con un conflitto che è legato al reddito che presuppone altri problemi. Adesso non è questo l'argomento, ma quindi quando prima ho detto attenzione per i 70 milioni di aumento cioè, che devono arrivare, bisognerebbe che arrivassero da un aumento dei trasportati. Lo dico alla De Bertis se ti sta ascoltando, cioè cominci a lavorare subito su quella partita lì, perché sennò si scarica sul bilancio della regione. È un po' come la Pedemontana hanno un patto con la SIS da 150 milioni di euro, ma se quel canone di disponibilità che mi pagano non c'è la rimessa dai pedaggi di 150 milioni, va tutto in corpo, dico bene Cazzavala, al bilancio della regione. No, è interessante l'aspetto del ruolo delle amministrazioni locali, in particolar modo quelle delle città capoluogo, perché credo che da questo punto di vista il nuovo piano dei trasporti dovrebbe intersecarsi con il rifacimento del PTRC, lo dico, il piano territoriale regionale di coordinamento, che sarebbe il grande piano regolatore del Veneto, cioè quello che disegna il Veneto fra 20 anni, quali sono i bisogni dei veneti fra 20 anni. Questo perché poi dal PTRC declina la pianificazione urbanistica di ogni città. Allora la Regione dovrebbe da questo punto di vista dire vabbè, crediamo che i parcheggi scambiatori siano una soluzione di una parte della mobilità urbana, devo prevedere poi che il piano dei trasporti tenga conto di dove passano le linee, perché in alcuni casi si rischia che la pianificazione non tenga conto poi invece di quello che è la linea di trasporto, e quindi un coordinamento da questo punto di vista credo che sia assolutamente necessario, e c'è coincidenza nei tempi, perché sia il PTRC è oggetto di rivisitazione, sia questo nuovo piano può tener conto delle mutate esigenze, ma del modo diverso di muoversi, insomma, che nasce dal carpooling. Fra qualche anno molto probabilmente Uber sarà la normalità da utilizzare per tutti noi attraverso un trasporto con più persone che costi meno, quindi quello che si sta muovendo è qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fino ad oggi pensato. Poi rimane alcuni aspetti, e adesso ha tirato fuori la Pedemontana, ma siccome prima si parlava anche del Mose, è bene ricordare che il Mose e la Pedemontana sono opere dello Stato, non sono opere della Regione. La Regione del Veneto è intervenuta nel Mose quel poco che è intervenuta dopo quello che è successo per il Mose, ed è intervenuta nella Pedemontana dopo che la Pedemontana si era arenata, e quindi col terzo atto ha tentato di trovare una soluzione, uno per non lasciare una ferita sul territorio che rimaneva là per i prossimi 50 anni, e quindi trovare un equilibrio tra quelle che erano le esigenze finanziarie del concessionario e quelle che erano le preoccupazioni che l'ente aveva di un contratto che era particolarmente oneroso se fosse andato in fondo come era previsto dalla concessione originaria. Oggi credo che sia un equilibrio buono, che ci dà la possibilità di garantire ai veneti attraverso il ricalcolo dei flussi veicolari, che è il tema centrale di qualsiasi concessione. Le concessioni stanno in piedi in base ai calcoli che si fanno nella viabilità e in quello che è in grado di ripagare in termini di pedaggio. I conteggi sono stati fatti dalla stessa ditta che ha fatto i conteggi del passante di Mestre. Oggi mi pare che abbiano sbagliato di 1500, ma di una monata proprio. Hanno centrato la capacità di pagare un percorso come quello che è il passante di Mestre, che oggi è una società in attivo e che fra qualche anno, non appena sarà concluso la prima parte del finanziamento, gli utili
del passante di Mestre potranno entrare nella disponibilità della Regione per iniziare a finanziare delle opere che sono assolutamente necessarie e poi naturalmente bisognerà metterle in ordine di priorità. La politica deve fare questo, deve dire cosa è prioritario oggi, un sottopasso o un tratto o la Grezzanella a Verona che è stata finanziata per metà e che non ha risolto i problemi del comune dove si pensava effettivamente di intervenire. Queste sono le scelte della politica che fa nel momento in cui ha le risorse a disposizione e torniamo a quei famosi 350 milioni all'anno che la Regione lascia in tasca ai cittadini. Certo. Lazzaro, per concludere. Sì, no, giusto per rispondere alla lancia per fortuna aspettata contro l'ambientalismo, che forse l'ambientalismo, almeno così come lo interpretiamo noi, come lo interpreta la Lega Ambiente, come lo interpreto io, non è quello che si lamenta, diciamo, della pietra messa dove non si dovrebbe mettere, ma è quello che si lamenta. Per l'esempio di Venezia mi viene meglio farlo girandomi e guardando Porto Marghera, e quindi diciamo l'ambientalismo non si lamenta del cemento per Porto Marghera, ma si lamenta di quello che dentro quelle industrie viene fatto e come viene smaltito e come ritorna all'ambiente, quindi quello che è un ciclo, diciamo, no, ecologico che deve essere rispettato. La stessa cosa vale per i trasporti, cioè a noi interessa, e lo dico insomma chiaramente, a noi interessa che si intervenga per cambiare, questo lo deve fare la politica, lo ha detto bene Calzavarro, deve fare la politica, si intervenga per cambiare quelle che sono le progettazioni, le idee di progetto di sviluppo del territorio, quindi bisogna dare un'inversione di tendenza. Se possiamo suggerire, perché non farlo anche attraverso la tassazione IRPEF? In questi giorni si può leggere, insomma, come il Veneto sia una delle regioni che forse grazie a questo diciamo, no, rallentamento delle tasse regionali sta meglio, ci sono più occupati, c'è più lavoro e le cose vanno bene. Non vedo perché, se è ventilata l'ipotesi di metterla per l'addizionale IRPEF per il completamento della pedemontana, non vedo perché non si possa mettere per opere che invece servono al territorio. Torno a sottolineare il tema della salute perché l'inquinamento atmosferico, di cui questa regione per tante ragioni, tra cui quello geofisico, diciamo, come componente, ma soprattutto per una ragione, diciamo, di infrastrutturazione, di presenza forte di impresa, di azienda e di traffico automobilistico e di residenza, vive una situazione, prima tra le slide si vedeva, no, la concentrazione di PM2,5, che è quello più dannoso per la salute. Siamo quest'area, siamo come la Polonia, insomma, il rosso che si vede lì, sono le stesse concentrazioni che ci sono in Polonia. Questo significa che è urgente intervenire, non lo dicono le direttive europee perché non ce lo chiede l'Europa perché abbiamo solo da pagare, no? Ma ce lo chiede perché c'è un tema sanitario, ci sono 62.000 morti all'anno almeno imputabili all'inquinamento atmosferico, prevalentemente in pianura padana, e anche lì se non coordiniamo, se non mettiamo in campo azioni concrete che noi abbiamo suggerito, come ad esempio l'applicazione dell'accordo padano che conoscerà bene Calzavara, no, applicato solo ai comuni con più di 30.000 abitanti nella nostra regione, e se invece lo applicassimo a tutti i comuni, quindi tutti dovessero lasciare a casa la macchina negli stessi giorni, negli stessi orari, forse potremo iniziare a dare gli indirizzi utili poi, no, alla progettazione dei singoli comuni. Beh, questa sera il problema è enorme, il tema è vastissimo, abbiamo probabilmente solo sfiorato, diciamo, una problematica che torneremo col nuovo piano appena abbiamo il nuovo piano, verrà l'assessore a presentarlo. La questione della mobilità sia per quanto riguarda la questione dell'ambiente, no Armando? Certo, seguiremo di nuovo e costantemente. Bisogna prendere atto che nel Veneto ci sono opere colossali che sono ferme, appunto. E qui noi continueremo opere che non vanno avanti e non iniziano, che è la pedemontana, quindi abbiamo le vie d'acqua che sono bloccate, abbiamo le ferrovie bloccate, abbiamo il Mose bloccato e la pedemontana che non si sa quando partirà. Allora, il Mose va avanti faticosamente, ma va avanti, non si sa cosa succederà alla prima alta marea e questo lo aspettiamo tutti con curiosità, ecco, perché vedremo cosa succede. La pedemontana sta andando avanti secondo il cronoprogramma, quindi credo che già nella primavera
del 2020 venga inaugurato un primo tratto funzionale, ecco, da questo punto di vista non tutto ma un primo tratto, pezzo, sì. e quindi per quanto tratto riguarda i treni credo che sia, ripeto, una cosa responsabile oggi fermarsi un attimo e dire bene, cos'è successo, ci saranno delle responsabilità e qualcuno molto probabilmente andrà a ricercarle se ci sono dal punto di vista dell'erario. Altra cosa è dire con molta serenità dire cosa possiamo fare oggi, quali sono le risorse in campo, quali sono le priorità. L'assessore De Berti credo che abbia dimostrato da questo punto di vista di avere in mente chiaramente quello che oggi il Veneto si aspetta in funzione delle risorse che abbiamo a disposizione. Qual è il primo tratto del Pedemontana che andrà in funzione? Non so, deve essere il tratto del collegamento a 31 fino a Molvena. Dovrebbe già essere aperto quest'anno perché ipotizzano che praticamente siamo quasi pronti. Quell'opera lì dovrebbe essere terminata a settembre 2020 da cronoprogramma. Quindi noi nel 2020 e 2021 dovremmo avere il collaudo del Mose e il completamento della Pedemontana. Quindi se non sarà un anno attenzione che la importante. Pedemontana si porta già dietro 3 anni di ritardo. La Pedemontana dovrebbe essere già in funzione da 2 anni. Quindi... Certo, ci dobbiamo fermare, ma torneremo anche su questi argomenti. Grazie ad Ilario Simonaggio della CGIL del Veneto, grazie di essere stato con noi, grazie a Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, grazie a Francesco Calzavara, consigliere regionale della lista Zaia e presidente della seconda commissione in Consiglio regionale. Che si occupa di trasporti. Che si occupa di trasporti, certo. Grazie a tutti quanti voi, adesso noi andiamo in pubblicità, ma torniamo subito, ci ritroviamo qui nuovo governo. e adesso parliamo del nuovo governo, tra poco.